Gianni Fontebasso della pizzeria La Strana Copia di Nervesa della Battaglia, tua la pizza senza glutine più buona del mondo, che cosa si prova? Tanta gioia, felicità, dopo comunque l'impegno, la dedizione che ci mettiamo ogni giorno, è giusto e bello essere riconosciuti anche a livello mondiale. Ecco, una vittoria che però ha un sapore anche doppiamente importante per te. Sì, e con l'aiuto di un mio caro amico che ahimè oggi non c'è più, la dedico specialmente a lui questa felicità condivisa. Cosa comporta fare una pizza senza glutine? Sicuramente è difficile, ma di questi ultimi tempi, dopo che le intolleranze e le allergie sono sempre più comuni, è bello poter dare un'opzione anche a coloro che appunto hanno più intolleranze così. Difficile perché bisogna stare attenti a tante cose e specialmente contaminazione così. Noi per fortuna riusciamo molto bene in questo e Ecco, con che pizza è che hai vinto? allora una base bianca di mozzarella fior di latte, delle punte di asparago saltate in padella e una stracciatella di nonno Nanni con una tartare di bovino adulto di Torresan, qui sempre a Crocetta, e delle striscioline di asparago, una maionese di uova di quaglia, delle perle di aceto balsamico e un impasto ai capperi.